felicissimi, una serata memorabile, abbiamo aperto la stagione nel migliore dei modi con uno spettacolo colto ma soprattutto umoristico, comico, la gente si è divertita molto e dobbiamo dire che insomma, meglio di così non potevamo cominciare. E non finisce qui, anzi è appena cominciata e abbiamo 3 date, almeno sino alla fine dell'anno, al 2025, da suggerire e da consigliare al nostro pubblico. Intanto il 20 di novembre ci sarà il Sindaco Pescatore, uno spettacolo straordinario dove Ettore Bassi niente di meno recita da 9 anni e quando uno spettacolo gira per 9 anni è il caso di vederlo. Ci teniamo molto a questo spettacolo proprio per dimostrare ancora una volta che l'impegno civile fa parte del nostro lavoro. È vero che è bellissima la commedia come stasera, è bello anche potersi rilassare, ma è importante pure lavorare su quello che succede intorno a noi. Dopodiché passeremo a 2 spettacoli incredibili, 2 spettacoli di grande respiro con 2 compagnie grandi, 2 allestimenti importanti. Uno è il 2 dicembre con il Fu Mattia Pascal con la regia di Marco Tullio Giordana, regista dei 100 Passi e della Meglio Gioventù, uno spettacolo cinematografico con un grande Geppi Gleieses. Adesso sto leggendo dappertutto notizie bellissime perché lo spettacolo è a Roma e dopo verrà qui ad Agrigento, un grande onore. Dopo avremo invece il Macbeth l'11 di dicembre. Non vi diciamo quello che faremo nel 2026 perché ci piacerà raccontarvelo nel tempo. Oggi prendiamoci questo bel successo che è dovuto soprattutto al pubblico del Palacongressi, sempre più esigente, sempre più numeroso, ma soprattutto al nostro grande mega direttore Roberto Sciarratta, che ci sta dando la possibilità di dare alla nostra città, al nostro territorio davvero un incredibile ventaglio di possibilità creative e culturali che rimarranno, credo, impresse nel tempo di questa nostra città. Come molte cose di Molière sembra scritto veramente l'altro ieri. In questo caso Molière si scaglia contro la medicina e soprattutto i ciarlatani della medicina che fra l'altro ai loro tempi abbondavano anche allora. Io sento notizie e al telegiornale di gente che si spaccia per chissà che combina danni, e lo spettacolo parla di questo, parla di un malato immaginario che ha le prese con diversi medici, con diversi farmacisti che gli spillano soldi a non finire e mi pare insomma storia di oggi. E la cosa importante da dire è che questa è una regia di Salvo Ficarra, che non è che bazzichi tanto il teatro, soprattutto come regista, per cui è importante andare a vedere che cosa ha combinato quel monellaccio col quale ci siamo divertiti, devo dire, come 2 bambini di 6 anni a fare questo spettacolo. E ho trovato una persona molto preparata, molto ben disposta e soprattutto un compagno di lavoro eccezionale, eccezionale, lo adoro, ecco, lo dico, lo amo, ecco, dichiaro il mio amore per Salvo Ficarra. Abbiamo ridebuttato a Siracusa, adesso stasera siamo ad Agrigento, domani saremo a Caltanissetta, dopodiché andremo a Palermo al Teatro Al Massimo a fare lì 2 settimane di repliche e anche lì è sold out, come so che è sold out, tutto esaurito qui e a Caltanissetta. Dopodiché lo riproporremo a Catania e in altre piazze che ancora si devono definire e a gennaio andremo ma al nord proprio, Friuli e roba del genere.